Benvenuti, continua l'itinerario di Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi siamo a Tarsia, paese dell'accoglienza in provincia di Cosenza. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 2200 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo la nostra passeggiata con il sindaco Roberto Ameruso. Tarsia è un comune al centro della provincia di Cosenza, diciamo che il cuore della provincia di Cosenza è appunto Tarsia. È a metà strada tra i due mari, le due catene montuose più importanti della provincia, il Pollino e la Sila. È una realtà collinare bellissima perché appunto oltre alla posizione strategica ha tutta una serie di attrattive che la rendono un posto incantevole. Al centro di due valli, la Valle dell'Esaro e la Valle del Crati. Il Crati che appunto è il fiume più importante della regione. Tarsia ha una storia millenaria, ci sono dei ritrovamenti di villaggi preistorici fino ad andare poi nei tempi dei Romani con una colonia romana che sorgeva proprio sulla via Popilia e si chiamava Caprasia. Successivamente Tarsia diventa un borgo medievale, viene a trasferirsi di pochi chilometri nell'attuale collocazione, quindi diventa un borgo normanno di grandissima importanza. È infatti elevato a contea, viene poi infeudato dai Sanseverino e poi dagli Spinelli e addirittura con gli Spinelli assume il titolo di principato che avrà per altri 200 anni. Fino ad arrivare ai giorni nostri questa importanza è rimarcata dal più grande campo di concentramento che fu fatto costruire dal regime fascista nel 1940. È un campo importantissimo perché appunto ha ospitato personalità anche del mondo della cultura. Pensiamo a Michael Finkelstein. A questo proposito, pochi giorni addietro abbiamo avuto una donazione da parte di un ex internato, Riccardo Herrmann, che appunto ha voluto donarci quest'opera stupenda di questo artista così famoso che appunto è Michael Finkelstein, che tra l'altro ritrae se stesso, quindi l'autore, nel campo stesso di concentramento. E proprio perché erano lì internate personalità del mondo della cultura, noi abbiamo da pochissimo inaugurato il parco letterario intitolato a Ernest Bernard, uno dei più grandi psicologi della corrente junghiana. Arrivando ai giorni nostri, Tarsia è un paese che sta puntando tutto su quello che è il suo grande patrimonio ambientale, culturale, la riserva naturalistica del lago di Tarsia e della foce del Crati, gestita splendidamente con un museo dagli Amici della Terra, che appunto sono l'ente gestore della riserva naturalistica. Tarsia punta sul turismo, Tarsia punta proprio su quelle che sono le sue bellezze naturali, su quelle che sono le sue bellezze culturali e a questo proposito faccio un invito a tutti voi: venite a visitare Tarsia perché vi lascerà sorpresi e sicuramente vi verrà voglia di tornarci, perché qui tutto è bello, tutto è buono, a iniziare dalla buona cucina fino alla gente che è calorosa e accogliente. E Tarsia è un comune molto sensibile. Pensate che tra i vari progetti proprio in questi giorni il comune sta iniziando i lavori per la costruzione del primo cimitero italiano per dare degna sepoltura
ai migranti, ma adesso ci spostiamo, raggiungiamo la parrocchia per incontrare il parroco di Tarsia. Anzitutto benvenuti nella nostra comunità di Tarsia, è una comunità piccola ma con grandi valori. La devozione è sentita nel cuore dei tarsiani e soprattutto attraverso la testimonianza delle persone che lungo il corso dei secoli hanno fatto dell'accoglienza la loro virtù principale. Ed è una comunità che partecipa attivamente alla celebrazione eucaristica la domenica. Questa è la Chiesa Madre, dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Era la chiesa di Sant'Agostino, perché c'era la presenza degli agostiniani. Verso la metà dell'Ottocento erano presenti 38 monaci, anche se il patrono della comunità è San Francesco da Paola. Si celebra l'ultima domenica di maggio ed è vissuta con grande devozione. Tanti tarsiani, anche quelli che vivono all'estero, ritornano nell'occasione della festa del Santo Patrono. Abbiamo altre due chiese, una nel centro storico, si chiama Santa Maria del Seggio. Poi abbiamo un'altra chiesa che è nella parte nuova del paese, anche se antica, Santa Maria della Cintura. Abbiamo i Santi Cosme e Damiano, che da 90 anni si celebra il culto dedicato ai Santi Medici e che i tarsiani sono molto devoti. E poi fuori del paese c'è una piccola cappella dedicata a San Francesco di Paola. Qui a Tarsia c'è la presenza delle suore, sono le suore del Sacro Cuore di Ragusa. Venire a Tarsia significa anzitutto conoscere il cuore del calabrese, che è un cuore grande. Il messaggio del parroco è quello di continuare a essere fedeli, è il messaggio del Vangelo, l'amore verso il prossimo. In questi giorni si sta parlando tanto dei migranti. Tarsia è un paese che ha accolto e continuerà ad accogliere coloro che ne fanno richiesta e quindi di essere perseveranti in questo. E la memoria ci riporta al periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando a Ferramonti di Tarsia venne creato il più grande campo di internamento per gli ebrei in Italia. Adesso il luogo è diventato un museo. Diamo la parola a Simona Celiberti.
Il Museo della Memoria di Ferramonti di Tarsia è stato inaugurato come primo nucleo nel 2004 ed è stato un atto fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Tarsia. È collocato in quello che era prevalentemente l'amministrazione del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia. Qui in questa zona non risiedevano assolutamente gli internati, ma solo i direttori, il maresciallo Marrari e i vari direttori che si sono avvicendati negli anni che Ferramonti ha funzionato come campo di concentramento. Il museo consiste di più sale espositive. Abbiamo la sala del plastico che riproduce in scala quello che era realmente la grandezza naturale del campo di concentramento con i suoi 16 ettari. Abbiamo la prima sala espositiva che introduce in realtà al mondo di Ferramonti com'era all'interno e all'esterno. Poi ne abbiamo una seconda sala espositiva, sempre con materiale fotografico, dove cominciamo a leggere qualche nome in più. Vediamo le persone un po' più da vicino. In queste due sale le foto provengono soprattutto dagli archivi degli ex internati e dagli archivi di chi, amatore e studioso di Ferramonti, ha voluto donarcele. E poi il museo, così come lo vedete, è stato pensato e allestito grazie all'aiuto di Dina Smadar, che è una ex internata di Ferramonti. In realtà è una bambina di Ferramonti, perché qui sono nati tanti bambini, così come si sono celebrati tanti matrimoni. Poi c'è anche la sala multimediale, dove è possibile visionare un filmato, e abbiamo una sala conferenze che può ospitare fino a 200 persone. Il 27 gennaio, solitamente, che è il giorno della memoria, abbiamo la manifestazione più significativa e più importante di tutto l'anno, però non ci fermiamo solo al 27 gennaio. Il campo è stato visitato dal nunzio apostolico Borgoncini Luca. Dopo la prima visita del nunzio apostolico è stato inviato qui al campo nel luglio del 41 padre Callisto Lopinò. È stata una guida non solo per gli internati cattolici, ma un po' per tutti gli internati. Ovviamente a Ferramonti, essendo prevalentemente di popolazione ebraica, erano presenti anche delle sinagoghe. Insieme a padre Callisto Lopinò e ai vari rabbini presenti nel campo c'era anche una chiesa greco-ortodossa. Tutti loro insieme collaboravano affinché la vita a Ferramonti andasse avanti nel migliore dei modi. Il Museo della Memoria di Ferramonti di Tarsia viene visitato annualmente da più di 10.000 persone. Le scolaresche che vengono in visita a Ferramonti possono usufruire del servizio di visita guidata. Per ogni riferimento c'è un sito internet consultabile dove è anche possibile prenotare la visita guidata. E in una trattoria sul lago di Tarsia con la signora Maria Marturano, classe 1938, andiamo a degustare i piatti della genuina cucina di Tarsia in provincia di Cosenza. Benvenuta all'Osteria sul Lago. Sono molto contenta di partecipare a questa manifestazione. Noi siamo qua, un punto bellissimo, tutta roba che preparo io, faccio i fusilli, ci sono le zucchine che si seccano al sole e poi si fanno fritte. Poi ci sono le cipolline, poi ci sono le melenzane che faccio pure io con i peperoni, poi ci sono i pomodori bianchi secchi che si mettono nel sale e poi si fanno dissalare e poi si friggono. Poi ci sono le patate con i peperoni, ci sono i carciofini che ho fatto pure io, la frittata con gli asparagi, poi ci sono i capperi
proprio a cime che va raccolta. Questo è il guanciale che ho preparato pure io, il maialo casarecce. Qua ci sono le polpette di carne, metti il pane bagnato, il formaggio, chi preferisce mette pure l'aglio, la carne, formaggio pecorino, prezzemolo e pepe nere. Poi li friggo con molto olio, che vengono belli soffici. Poi ci sono le bruschette con i cicoli di maiale che ho fatto pure io. Poi qua ci sono fagiole e cicorie e rape con salsicce. I peperoni questi si vanno a impilare e poi si mangiano, si fanno al momento, belle calde. Questo è il nostro formaggio che lo prendiamo dal pecoraro là, c'è stagionato e questo è fresco. Abbiamo pure le olive, facciamo l'olio proprio genuino. Abbiamo il Portogallo, abbiamo i mandarini, tutta frutta fresca che sono dei dintorni qua vicino. Quelli sono i tortilli che faccio con olio e moscato. Vanno impastati, poi si raffreddano. Quando sono raffreddati li metto nel miele di fichi, che faccio pure io il miele di fichi. E basta, si mangiano così. A Natale li facciamo, io li faccio spesso perché i clienti me li chiedono, facciamo tutto al momento. Quando venite mi fa piacere. Benvenuti. A Tarsia ha anche sede il parco letterario intitolato a Bernard, appartenente alla rete dei parchi letterari della Dante Alighieri. Andiamo a saperne di più con la professoressa Teresina Ciliberti. È un parco letterario particolare questo, perché non è intitolato a uno scrittore, a un poeta, ma è intitolato a Ernest Bernard. Chi è Ernest Bernard? È stato un internato proprio in questo campo di concentramento. Fu il pioniere della psicanalisi junghiana, utilizzò anche la sua professionalità per essere di aiuto a tutti gli internati che ne avessero bisogno. Allora, Ernest Bernard, psicanalista, che vuol dire? Ecco, vuol dire questo, che Bernard, nato a Berlino nel 1896, studiò poi anche a Zurigo e fece dei corsi preparatori importanti e significativi sia con Freud che con Jung. Però poi ecco, si allontanò e si distaccò, in particolare si allontanò da Jung perché ne radicalizzò alcune problematiche. Ernest Bernard non scrisse molto. Di lui abbiamo la raccolta degli appunti curati dalla sua segretaria, intitolata Mitobiografia, e poi, ecco, preziosissime le 140 lettere che Bernard scrisse alla moglie Dora proprio da Ferramonti. In queste lettere noi possiamo davvero ricavare minuziosamente l'atmosfera del vivere degli internati di Ferramonti, perché, ripeto, il campo di concentramento di Ferramonti era diversissimo da tutti gli altri tristemente noti. Bernard, ecco, è importante perché la cultura italiana, dopo che egli fu liberalizzato, ritornò a Roma a professare appunto la sua professione, ecco, Bernard mutò la Weltanschauung di tanti pensatori, di tanti psicologi che intanto ecco, seguivano sia le orme di Jung che le orme di Freud. E se la cultura italiana dagli anni 40 agli anni 60 è mutata anche ad opera ecco, dell'impegno profuso da Bernard nella Roma di quegli anni. Gli amici, i frequentatori di Bernard furono tanti e furono famosissimi. Pensiamo a Fellini, ad Olivetti, a Natalia Ginzburg, ma ancora a Cristina Campo, a Gianfranco Draghi, suo erede. E Bernard è significativo proprio per questo, perché la maggior parte del suo pensiero
circa la psicanalisi, cioè l'importanza dei sogni, l'importanza degli oroscopi, l'importanza del sincretismo, del taotismo, in particolare anche il tema della Gran Madre, sono stati problemi approfonditi negli anni in cui egli visse a Ferramonti di Tarsia. Quindi il legame è davvero molto forte ed è molto significativo cercare di immaginare come in una situazione di detenzione, in una situazione di privazione della libertà, ecco, un genio come Bernard abbia potuto proseguire, diciamo, nelle sue analisi, nelle sue riflessioni. Il Comune di Tarsia promuove moltissime iniziative d'intesa con i parchi letterari voluti dal preziosissimo Stanislao De Marsanic, il quale ha creduto per primo in questa importante iniziativa di ricerca e di studio su Ernest Bernard. I parchi letterari che diciamo, collaborano con la Dante Alighieri, ecco, tramite mediazioni anche con il Comitato Dante Alighieri di Cosenza, è stato possibile l'anno scorso stilare un protocollo d'intesa anche con la Dante. Quindi c'è grande dimensione di cooperazione, sempre per far conoscere meglio Ferramonti in una dimensione europea. Oltre all'accoglienza, un altro punto di forza di Tarsia è senz'altro la natura. Con il direttore Agostino Brusco andiamo a scoprire le riserve naturali del lago di Tarsia e della foce del fiume Crati. Le riserve del lago di Tarsia e della foce del Crati sono due aree protette di istituzione regionale poste sul fiume più importante della Calabria, il Crati. Ha origine in Sila e sfocia nel Mar Ionio, nei pressi di Sibari. Ci troviamo qua a Palazzo Rossi, che è la sede direzionale e il polo didattico-scientifico delle riserve, nel Museo di Storia Naturale della Calabria, dove ospita la sezione dedicata ai diorami delle aree protette istituite in Calabria. Diversi sono i servizi che queste due aree protette assicurano, soprattutto legati alla fruizione didattica e alla ricerca scientifica, con i progetti di interesse conservazionistico per la tutela e la protezione della biodiversità, e soprattutto per la fauna acquatica, gli uccelli acquatici migratori, molti dei quali nidificanti, tra questi la cicogna bianca, assunta simbolo delle riserve, e detengono una straordinaria biodiversità. Anche la fauna acquatica, con la foce del Crati, registra una presenza notevole di biodiversità. Tra questi segnaliamo il cavalluccio marino, con le due specie presenti in Calabria. E ancora abbiamo ospitato qua a Tarsia la Biblioteca Naturalista Calabrese, il laboratorio di analisi e controllo ambientale, il centro di esperienza ambientale della rete Invea. Diversi, dicevi, progetti di conservazione della biodiversità, tra questo il centro di allevamento dell'ulone appenninico, che è un endemismo tipico degli anfibi italiani, il campo sperimentale della vita selvatica. A breve avvieremo anche progetti per quanto riguarda la conservazione della testuggine palustre, che è un rettile minacciato e anche molto protetto, e del tritone italiano. Avvieremo anche il progetto dedicato ai rifiuti spiaggiati, con la pulizia appunto e la raccolta manuale della plastica e lo studio del relativo impatto che ha sull'ecosistema marino. Tutti questi servizi sono resi al pubblico e soprattutto all'utenza scolastica per quanto riguarda in modo gratuito. Basta prenotarsi, andare sul sito delle riserve, scaricare il modello e prenotarsi. Il museo è aperto tutti i giorni in orario di ufficio, ma su prenotazione si resta aperto sempre gratuitamente anche nei giorni festivi come sabato o domenica.
Adesso con il signor Mario Signoretti siamo giunti al momento del dialetto. Io mi occupo di dialetto locale, quindi soprattutto di andare alla ricerca di termini desueti per cercare di portarla alla memoria, per in modo che l'identità di questa piccola comunità si mantenga. L'anno scorso ho collaborato col Comune alla realizzazione di un calendario fotografico e con didascalie contenenti alcuni proverbi significativi mese per mese. E voglio accogliervi con un proverbio che è una metafora: meglio il pane ci pudda a casa tua che carne e maccarone alla casilata. Cioè meglio contentarsi di quel poco che hai realizzato da solo e non avere grandi cose che ti sono state trasmesse dagli altri, perché c'è minore soddisfazione. Quindi che cosa voglio dire? Dice, è meglio vivere bene nei piccoli comuni, vivere in maniera libera, in maniera non stressata, in modo che hai una propria identità e non essere anonimo in un posto grande, diverso, che non ti appartiene. Pertanto venite a Tarsia e portate i figli, portate la moglie, portate i zii, portate i nipoti, venite perché a Tarsia trovate tutto ciò che vi può piacere. La gente di Tarsia vi aspetta con la sua riconosciuta accoglienza. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Tarsia, Paese della Memoria. Ciao!